Bravo Lobotka, lo devo ripetere? Bravo Lobotka, l'ho ripetuto. Bravo Lobotka! Pigliate sta palla, meccato! Bravo! Dai amici bellini, importantissima. Parliamo di Garnacho, ne abbiamo parlato probabilmente ieri, di Garnacho, di Kvara, adesso solo partita. Avete notato che la giocata famosa di Politano non è più pallata alta ma è bassa per Lukaku. Come finirà? Perché... Che è successo? Gente che si iscrive. Benvenuto Ale, dai. La partita che ti iscrivi durante la partita. McTominay, che cos'è questa mosciaria? Strano, mo teniamo il terzino a piede invertito e Neres col piede giusto. Può essere una soluzione. Hasa, in panchina, Hasa. McTominay, bravo Di Lorenzo, tirato col sinistro, bravissimo. E gol, è un grande gol. La fortuna non c'entra. Palo portiere non c'entra perché il concetto è perfetto. Il tiro di sinistro così, esattamente. Lukaku deve fare così, perfetti. Bella l'intercetto di Spinazzola. Ha fatto un gol Di Lorenzo che è roba alla Politano, diciamo. Dai, bravo McTominay. Vai Neres. Anche no, dai. Dai, no. Questa Billing la segnava. Mamma mia. Immaginate se avesse fatto questa cosa Kvara. Immaginate i commenti su Twitter in tempo reale. Immaginateli solo a me. Voglio vedere gli stessi commenti per anche... O meglio, non li voglio vedere perché dobbiamo essere pro Napoli. Bravo Juan Jesus. Dai, sono in grande difficoltà. Approfittare, schiacciare. Che sta Rachmani terzino da un'ora? Di Lorenzo alla da parte. 9,40. Tommy, ma volessi provare una botta, una caglio... No, uno schema strano. Lukaku! Madonna mia. McDo è pazzo. Bravi. Thanks. Maronna. Bravo, anche sa, peccato. Spina, non esagerare. Bravo, Spina. Ricordiamoci che questo assist di Lukaku potrebbe non finire nei tabellini. Perché essendo autogol non finisce come assist. Però noi sappiamo che lo ha fatto. Bravo Meret. Bravo Neres. La ripresa Neres, la ripresa come un pazzo. Lo ripetiamo a beneficio dei nuovi arrivati, il Napoli comincia sempre forte. Sto errore di Juan Jesus mentre stavo ascoltando Conte. Bravo Juan Jesus, meno male. Stavo ascoltando Conte, affianca Romelu, non ho capito a chi si penso, a McTominay. Aiuto. Bravo Politano, bravo Lukaku. Bravo Lobotka. Lukaku, ragazzi, lo vedo bene. Vi dico una cosa sfiziosa. Anghissà e Camara. Che marciapiedi di Maronna. La pietra Maronna. È una pietra hanno trovato a Carrara. Che commedia. Lukaku, vi farò vedere. Analisi tattica, iscrivetevi al canale, non vi dico niente. Un po' ve lo dico, però poi ve lo faccio rivedere. Si è lamentato su un passaggio non ricevuto. Vi ricordate? A partita. Bravo Meret. Bravo Spina. Vai Neres. Doveva essere rigore. Pure McTominay. Si stava prendendo un rigore. Non è abboccato quello. Bravo Neres. Dovevamo stare 5-0, Attenzione. Bravo Spina. Spina ce ne arriva. Vabbè. Stiamo tutti storti. Meret, aiuto. Maronna mia. Bravo Meret, qua ti sei squagliato. Dai, stai attento. Bella azione, ma Di Lorenzo, tira a porta. No, veramente, anzi, tirate a porta. Occhio. Bravo Rachmanio. Mangia il pollo con le mani. È pazzito Meret. Signori, Iguamo. Beh, più bello di quello là solito. Facile, Rachmani là. Il buco. Dai. Esatto. Signori, tiriamo, non ci incischiamo. Signori, i paragoni non si fanno, sono tutti giocatori diversi. Però ci sono delle cose che fa Neres dove somiglia parecchio alla Vezzi. Parecchio. Anche quando è dinoccolato che aspetta il pallone. Somiglia, proprio visivamente. Bravo. McTominay. Bel primo tempo del Napoli. Se Montipò non è il migliore in campo è perché noi l'abbiamo tirata, non importa.
Però molto bene, dobbiamo essere più cinici però, i like. Quando incontri quel maronna di Marcello... Maestro, per carità, non bestemmiate! Non ve lo permetto assolutamente! E questo che cos'è? No, Sì, avete bestemmiato, maestro. no, ho sbagliato, ho detto quel maronna di Marcello, quel marciapiede di Maronna, E che significa? di Pietra Maronna. Dai! Segnare, perché poi si rischia e non è proprio il caso. Il dominio, il rischiamo, non va bene. Mamma mia, è lo shampoo! Faraoni non ci sta capendo niente, Neres! No, è il pocio. Raccomando, però così lo metti in difficoltà. Bravo Meret, dai! Ottima partita di Raccomani, dai. Bravo Lukaku. Vai Neres pure col destro. Vai Neres pure col destro. Bravo Lobotka. Mamma mia, senso di posizione incredibile. Provaci Spina. Bravo Lobotka. Lo devo ripetere? Bravo Lobotka. L'ho ripetuto. Bravo Lobotka. Pigliate sta palla, meccato. Bravo. Mannaggia. Bravi. Ah, è arrivata la lagna. Don Raffaele, adesso è tutto a posto. La. Ma come on. Le batte tutte Spina. Queste calce d'angole. Che ho detto? Mica male. Niente, nemmeno anche sa protestato, niente. Perché la gente si iscrive durante la partita? Ma voi siete matti. Benvenuto, Techers. Io credo che se Anghissà fosse rimasto a terra, dolorante, finto, cosa che non è giusto fare, secondo me si poteva anche andare a rivederlo al VAR. Ma non fa parte proprio del nostro DNA. Politano! E arriva Garnacio, gioca comunque Politano. Bravo Spina! Troppo sul portiere. Retta! Bravo Spina, Luca! Bravo Anghissà, Madonna mia! Quelli facili non li fa e quelli difficili li fa! Com'è possibile? Piano. Marò di sinistra. No, voglio che gol che fa? Aiutatemi. Oh, anche ancora per Daniele. Marò, quanto è bello Oriali. Mamma mia, quanto è bello. Altra sponda di Lukaku. Questo è un gol bellissimo. Gol pesantissimo. Dedicatissimo. Mia moglie dice, il minuto di silenzio. Ma perché? Cudicini lo spiega. E lei ha detto, ma come per Cudicini sì e per Daniele no? Ecco perché è mia moglie. Bravo Quancessus. Spinazzola i tacchetti no. Uno che la prende. Bravo Lobo, mamma mia. Ma il rinnovo ad Anghissà. No, le cose è meglio dirle prima. Il rinnovo ad Anghissà. Ma si è incazzato Conte, bravo. No, aiuto, è il pocio, non ce la faccio. È il pocio un po' più scuro, è proprio, è molto simile come si dinoccola, molto di più quando sta sul piede suo, l'ho detto già, non mi ricordo. McTominay è un po' sparito, eh? Spina! Signori, sospetto pestone in aria. Vabbè, poca roba. Sono i miei applausi per Raccomani. E poi glieli tolgo perché il passaggio a Meret è rischiosissimo. Oh! Sono esseri umani, devi ricordare che sono esseri umani. Ma anche io sono un essere umano e quindi ho delle reazioni inevitabili. Perché sta così dolorante Lobotka. Spina, non si punta all'uomo quando stai facendo il terzino laggiù. Anch'essa stai giocando un po' rischioso, bello, però un po' troppo di leziosità che ti piace. Meret è pazzo. Buono! Pocio, è il pocio triste, è il mio pocio triste. Bravo Simeone, mamma mia che elasticità. Castanos, Meret. Buona partita di Spina, proprio tatticamente molto diverso da Olivera, però c'ha più spunto, c'ha più iniziativa, se sta bene fisicamente. Mi piglia Spinazzola. Però parliamo. Con l'ingresso di Mosquera, Conte grida quinto, Angonghe. Cyril Gonghe, mamma mia! Quanti bimbi, che bello! Il calcio è dei bambini, lo diceva Spalletti. Poi ha fatto un errore Lobotka. Ma Juan Jesus è insuperabile oggi. Livramento, no, bravo Meret. Zerbin, il famoso Zerbin. Sbaglio o abbiamo visto un buon arbitraggio? Si può dire. Bravo Raspa.
Bravo Ras, se può finire 3-0 e impazzisco. No. Molto, ma molto, ma molto bene. 1926 like perché Conte ha capito una cosa o mi ha ascoltato. C'è il problema a Kvara. Fai ruotare di più tutto il gruppo, che tutto il gruppo si senta parte di una cosa, così lo vincono a sfreccio.